In soccorso dei precari della pubblica amministrazione della Sicilia, un esercito di oltre 22.500 lavoratori, arriva il decreto mille proroghe che sposta il termine ultimo per l'assunzione del personale a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013. Tuttavia per i sindacati sono due punti critici: l'impossibilità da parte dei comuni e di altri enti di poter assumere precari entro il 31 dicembre 2014, con l'evidente rischio di perdita della capacità assunzionale relativa all'anno 2013, il non poter utilizzare nel 2014 le risorse del 2015 e del 2016 per stabilizzare precari. Intanto continua la mobilitazione dei sindaci dei comuni dell'Agrigentino in favore della proroga dei contratti con i lavoratori precari. Nei giorni scorsi nuova riunione nell'aula consigliare del comune di Racalmuto alla luce della legge di stabilità approvata dal governo nazionale, legge che ha recepito l'emendamento capo di casa che ha creato le premesse per la prosecuzione dei contratti, mentre da parte sua il governo regionale ha approvato il piano di riparto del fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavori socialmente utili. Si aspetta che l'ARS completi il percorso normativo. Il lavoro che è stato fatto nel territorio agrigentino testimonia della fattiva e responsabile cooperazione tra sindaci e funzionari comunali da una parte e sindacati dall'altra, dichiara il sindaco di Racalmuto Emilio Messana. Tra i promotori dell'iniziativa rimane aperta però la questione degli enti in dissesto e in predissesto e confidiamo in un intervento in extremis del governo nazionale nel decreto mille proroghe. In ogni caso la soluzione da noi proposta consentirebbe al governo regionale di tutelare i contrattisti in forza appunto nei comuni in pre o in dissesto. La mobilitazione non si ferma. Deliberata la proroga insieme ai sindacati ed ai parlamentari, lavoreremo perché nell'anno 2015 si definisca una volta e per tutte la questione del precariato negli enti locali siciliani, conclude Emilio Messana.